bello sto pezzo. Ok. Yes. Buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Siamo tornati in quel di Gemona. Uno perché è autunno e qua è il posto migliore dove raidare, soprattutto quando è bello bagnato come oggi, dopo 3 giorni di diluvio. Due perché c'è stata una bella notizia, cioè che dei ragazzi del posto assieme a dei ragazzi che gestiscono un'altra zona di sentieri sono riusciti a mettersi d'accordo con il comune di Gemona per prendere in mano dei sentieri e tenerli in ordine per il passaggio delle bici e quindi creare una vera e propria trade zone a Gemona, uno dei posti più belli del Friuli dove andare in bici tutto l'anno. Quindi oggi andremo a esplorare questa nuova vecchia trade zone, sentieri che alcuni abbiamo già fatti, andiamo a rivederli, così posso inserirvi in descrizione la traccia se volete venire a rifare questi trail e visitare il Monte Quarnan e tutti i suoi trail che sono una bomba. Adesso io mi sono già fatto la salita che porta all'inizio dei trail, che è proprio là. Diciamo che c'è un parcheggio comodissimo all'inizio della salita del Monte Quarnan, lo trovate anche indicato su Google Maps. Da lì prendete la salita per il Monte Quarnan, la parte iniziale è abbastanza easy, tranquilla, pendenze normali. Se volete divertirvi e testare le vostre gambe ci sono dei tagli che vanno via dritti, anche un po' scassati tecnici, e quelle elettriche devono essere molto divertenti. In muscolare c'è da aver gamba. Dopo un pezzettino, sarà un quarto d'ora di salita, c'è un bivio che una parte si va proprio su fino al Monte Quarnan, l'altra parte si prende questa strada che vi porterà fino a qua, e devo dire che queste invece ha pendenze del tutto, cioè sono tutto tranne che semplici. Infatti l'ultima parte io me la faccio quasi sempre a piedi perché sennò mi spacco le gambe e dopo non faccio più nient'altro. Da qua dovevo partire 2 trail della nuova trail area, che uno è Gobbe e uno, se ho capito bene, è la Pineta. A un certo punto della Pineta c'è il trail Tornanti che inizia, quindi da qua praticamente si possono prendere 3 sentieri, mentre il sentiero Panchine si prende molto più in sotto, è molto più facile da raggiungere e è anche bello da fare diverse volte. Adesso iniziamo, penso, con Gobbe per scaldarci. Oggi sarà bello scivoloso. Vediamo di partire e andiamo a vedere Gobbe. Andiamo. Siamo, come detto, con Gobbe. Vediamo com'è messo. Mi aspetto che sia abbastanza scivoloso, se negli ultimi 3 giorni, come dicevo, ha diluviato il mondo. Il primo bivio si va a destra per Gobbe. Bello, una parte molto flow. C'è un percorso è subito qua un po'. Ah no, fra un po'. C'è un passaggio veramente tricky. Mi viene una volta, 10 no. Orpo. Questo non era calcolato. Decisamente non era calcolato, non c'è più la strada qua. Non c'è più il sentiero. È arrivato giù. Adesso devo scendere anch'io qua. Forse qua rischio un po' meno la vita. Neanche tanto. Metodi di discesa alternativi. Boh, questo era un punto molto tricky, ma non calcolato.
dovrebbe esserci anche quel passaggio sulla roccia, bello incasinato, eccolo. Vediamo se anche qua. Eccoci qua, ce l'abbiamo fatta. Scivola. Bisogna stare attenti dopo dove sono i pezzi ripidi, che magari non sta col piede dal pedale, meglio. Tipo qua, con calma. Spiace per il rumore dei freni, ma posso farci niente. Schiviamo le radici. Eccoci qua, un altro punto simpatico. PC che va dove vuole. Sono abbastanza troppo qua. Qua invece è ghiaia, smossa, bisogna stare molto attenti. E adesso qua si va a destra, si prende il taglio che continua su Gobbe fino in fondo. Si va dritti, si può prendere la parte finale di Tornanti, che è un po' più incazzata della parte finale di Gobbe. Bello. E non è che questa parte è easy, però vedevo già con la mano nella roccia in parte, siamo quasi giunti. Bisogna stare attenti con i pedali. Buona. Gobbe è fatto, sempre bello incazzato e poi così bello bagnato, bello slippery. Adesso vado alla macchina, prendo un po' d'acqua e torniamo su alla stessa partenza. Facciamo trail La Pineta, vediamo anche quello se sarà bello slippery oggi. Seconda risalita fatta, adesso andiamo a fare il trail La Pineta, che se non ho capito male è la parte bassa di quello che su Trailforks è Malga PS1, parte uguale a prima. Solo che al primo bivio andiamo a sinistra. Oppa, non mi ricordo, qua c'è un altro bivio. Spero che i ragazzi che gestiranno sta zona metteranno dei cartelli.
dritto. Questo dovrebbe avere dei pezzi abbastanza flow, anche un pelo sfondati. Qua c'è il Masugi di Saltino. Qua ghiaia molto, qua c'è un po' di sponda ancora, quel che ne resta. Alto, occhio qua, non arrivare troppo convinti che volate nel nulla. Vediamo questo guado, ma qua, ma questo è rimasto uguale. Sono un po' di rilanci su questo. Ecco, fra poco c'è il punto un po' stronzetto, qua anche un po' esposto, quindi ragioniamo tranquilli che si scivola. Da sotto che ho rischiato la vita perché a caso, andando convinti si può dropparla, la radice tutta a destra. Poi c'è un pezzo un po' più tecnico. Adesso inizia la zona radiciosa del trail. Un casino qua. Ok, sbagliato. Noi dobbiamo andare di là. Ecco perché vorrei che ci fossero dei cartelli, 3 direzioni diverse. In teoria questa che arriva qua ai tornanti, questo è un altro trail e questa è la finale di Pineta, a meno che abbiamo cambiato qualcosa, o Malga PS1. C'è un passaggino tecnico adesso. Si scivola sulle radici. Tornantino stretto. Bello. Qua bisogna scendere dalla bici. Anche qua si è scavato con l'acqua. Questa dovrebbe essere la parte finale. E oggi così umida non mi viene da lasciare del tutto i freni. Comunque questo è un bel test per le sospensioni.
ovviamente più tranquillo del solito sto scendendo qua. Tanta roba, bello sto trail, speriamo riescano a sistemare i passaggi sui guadi, però sì, con tutto quello che sta piovendo diciamo che è difficile. L'unica cosa è che veramente ci vorrebbero dei cartelli sugli incroci per aiutare tutto chi viene qua le prime volte. Bene, qua inizia il trail panchine, oggi non lo facciamo, visto che un po' di tempo torniamo ancora su, facciamo tornanti. Non potete sbagliare perché all'inizio c'è il tavolo con le panchine, parte qua da questo tornante, praticamente tutto dritto, ma comunque vi metterò in alto a destra un link a un video che ho già fatto, perché di panchine ho già fatto un sacco di video. Adesso facciamoci l'ultima fatica e andiamo a fare tornanti. Terza salita fatta, giù sta uscendo un timido sole. Cioè, questa salita ogni volta mi ricordo di quanto avrei voglia di una bella bici elettrica. A parte le cazzate, adesso andiamo a farci tornantini o tornanti e poi per oggi abbiamo finito. Una decisa differenza. Bene, adesso dovrebbe esserci, eccolo là, l'inizio dei tornanti. Ovviamente inizia con un tornante. Tornante o saltino? Qualcuno è passato prima di me. Bello stretto. Un cazzatino qua. Un cazzatino. Ho fatto una volta sul sentiero, ma questo pezzo proprio non me lo ricordavo. Dobbiamo stare attenti coi pedali. Bello sto pezzo. Bello, bello, non lo trovo proprio questo pezzo. Sto troppo allego.
qua si rincrocia, giusto? No, dritto qua, ecco qui. Ok. Yes. No, linea sbagliata. Devo andare tutto alto, cazzo. Tutto alto. Quella qua non la vedo. Un'altra cosa. Questo concetto. Bello, bello, sono contento, cazzo. Pedale. Bene, questi sono i sentieri della Trail Zone di Gemona, nuova vecchia Trail Zone, sempre divertenti, sempre c'è da guidare, non sono per principianti sicuramente. Comunque qua a Gemona, oltre a questi trail, ce ne sono veramente un sacco da fare, che si può andare fin su a Sella Fuori d'Oro, sopra la Maiga, e là ci sono 2 trail che da su arrivano fin giù. Se avete voglia di fare un po' di portage potete andare fino in cima a Monte Quarnan e dopo lì, a seconda delle vostre capacità, avete più scelte per venire giù. C'è tutta la zona di Sant'Agnese, Monte Comelli, anche lì molto bella, anche lì bei panorami. E oltretutto, ragazzi, cioè qua ha appena fatto 3 giorni di pioggia intensissima. Adesso vi faccio vedere la bici in che condizioni è. Sembra più pulita di quando sono partito, quindi c'è tanta roba qua. A girare è veramente bello, è divertente. Se il video vi è piaciuto, magari lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, ci vediamo per i prossimi video. Ciao!